Prova. Prova. Allora, buongiorno a tutti ragazzi. Io sono Sara e sono l'attuale presidentessa di Unite LGBT. Lascia la mascherina. Sì, tanto la mascherina, non è un problema. Ok, così va bene? Ok. Allora, rifaccio le presentazioni. Ciao a tutti. Io sono Sara e sono l'attuale presidentessa di Unite LGBT. Vorrei iniziare questo discorso con un'esperienza che ho avuto un paio di giorni fa. Come sapete, in Italia si sta parlando di legge Zan, pensata contro gli atti omobi transfobici, e ci sono state svariate manifestazioni in sostegno in tutto il paese. Ora, sui social, una delle critiche principali a queste manifestazioni, oltre alle varie persone che auguravano la morte alla folla o che commentavano «Ah, se ci fossi stato io con il lanciafiamme, se ci fossi stato tu con il lanciafiamme cosa, zi?» Era che c'erano bambini. I bambini alle manifestazioni LGBT? Ma che stiamo scherzando? Questo mi ha rimandato all'affermazione del famigerato Vittorio Sgarbi che un paio di giorni fa, sempre perfettamente in tema, parlava di come lo spot delle Dietorelle, che per chi non guarda la televisione come me, è sostanzialmente uno spot in cui c'era una coppia lesbica che si baciava, fosse dimostrazione di, cito testualmente, il dominio del mondo gay. Questo mi ha fatto riflettere sul fatto che l'omofobia, come la lesbofobia, la transfobia, la bifobia, ci tengo a nominarle tutte, la fobia e la intersexfobia, come ogni fobia che dilaga nel mondo in cui viviamo, ha due cause. Ovviamente come il capitalismo, come lo spiega, però il mio ragionamento è un altro. Una, il ceppo, il seme di queste fobie è l'ignoranza, ma non l'ignoranza come insulto, ma l'ignoranza, come dicevano Aldo, Giovanni e Giacomo, l'ignoranza nel senso che ignora. La seconda, che il fertilizzante di questa fobia, di questo odio, sono i fini politici, perché questa ignoranza viene alimentata da chi ha come obiettivo da usare in campagna elettorale la divisione tra la comunità LGBT e il resto, ha come fine la mancanza di scambio e l'alienazione, perché è molto più facile vedere le persone LGBT come bestie rare e inavvicinabili, portatrici di chissà quale malattia libertina che va a diventare il vostro film a Pinocchio e il vostro film a Troia. Ma io mi appello agli omofobi, bifobici e transfobici, che magari sono in questa manifestazione per dire «Ah, ma lo senti che stronzati dice questa cazzona? Noi non siamo sporacchi e non siamo piedine per un'agenda». Piedine, scusatemi, piedine. Non siamo piedine per un'agenda. Siamo persone come voi. Una persona trans può essere il vostro medico, può essere il vostro macellaio. Una persona gay può essere il Caterina Amazon che vi consegna il libro di scuola di vostra figlia. Una persona bisessuale può essere la cassiera che vi sta passando la lettura del Nietzsche in cassa. Può essere anche la persona che sta leggendo questo discorso, anche se mi sembra abbastanza chiaro che io non sia etero. Però chiariamolo. Io esigo rispetto per essere bisessuale nello stesso modo in cui lo avrei passando per strada in pantaloni del pigiama mentre porto il cane a spasso, ok? Perché l'essere bisessuale mio non è una cosa che mi deve villanizzare, è la mia identità, è quello che sono. E per questo non sono diversa da una persona che ha i capelli biondi, è semplicemente una mia caratteristica. E io come presidentessa dell'associazione LGBT della mia università e come universitaria so benissimo che anche se la legge già passasse, io potrei comunque beccarmi insulti alla fermata del pullman se avessi una ragazza. So che i miei amici trans saranno comunque spaventati nell'usare i bagni, perché se sei una persona trans spesso ti becchi bette sia se entri nel bagno delle donne, sia se entri nel bagno degli uomini. E so che sentirò da amici a cadenza regolare ma hai sentito di quel tipo che hanno picchiato ieri notte perché era contivello? So che la faccio molto più facile di quello che è in questo discorso, ma voglio chiudere con un doppio appello. Uno è alle persone che hanno la comunità LGBT antipatica, ok? Per qualsiasi motivo, ed è venite a parlarci.
Non prendete come esempio chi parla di complotti, di lobby LGBT, di gender nelle scuole, che poi quando viene interpellato il gender non sa neanche cosa sia. Aiuto! Il secondo finale appello invece per chi fa politica, a furia di andare avanti a capi espiatori, finiscono le scuse per non occuparvi di politica vera. Io non sono una pedina da usare per una parte di elettorato in più. Io sono Sara, io sono, speriamo, un futuro medico e sono stanca di essere strumentalizzata. Grazie a tutti, stiamo morendo d'ansia. Arrivederci. Grazie Sara, ci hai fatto ridere moltissimo, ci hai fatto riflettere moltissimo e adesso parlano le 6.000 sardine a Sardegna. Come devo metterlo? Buonasera a tutti, tutto. Allora, io sono Claudia, arrivo da Sassari, parlo stasera per 6.000 sardine a Sardegna. Penso che più o meno sappiano tutti all'incirca cosa siamo. No, non quelli del PD, no, dei 5 Stelle ultimamente, dicono, no. Siamo una realtà poliedrica, una realtà sicuramente strana per molti perché accogliamo tanto. Però abbiamo questa visione che è legata alla necessità di ponti, la necessità di unione, sinergie. La grande colpa spesso di chi sta dalla parte dei diritti e dalla parte della società civile è che non si sa unire a combattere insieme. Oggi è bellissimo vedere che ci siano tantissime realtà diverse riunite qua per una battaglia comune, nonostante molte di queste realtà normalmente non riescano neanche a incrociarsi per piccolezze forse anche, o magari perché gli sta simpatico quello ma quell'altro gli sta antipatico di faccia. Siamo troppo puri, troppo concentrati sul nostro pensiero, nella nostra ricerca di giustizia e fratellanza, non riusciamo a trovare spazio per l'unione, per la convergenza. Ci sono appunto questi rari attimi di collaborazione come oggi, per una lotta impellente e urgente, e poi di nuovo si sgretola tutto. Perché invece non creiamo un modo per costruire? Perché non creiamo un sistema che ci garantisca davvero la democrazia e l'orizzontalità, per fare passi avanti tutti i giorni? Per rafforzare una cultura di socialità e dialogo, la via di un fiume di possibilità per il futuro di domani, che possa ramificarsi, ma sempre riconvergere verso il mare della nostra comunità, quella umana. Ho pensato di parlare magari di diritti LGBT oggi, ma effettivamente il DDS-ZAN non è solo quello. È una lotta contro la discriminazione più ampia. Si parla di lotta all'abilismo, si parla di lotta alla misoginia. Io sono una donna. Nella mia vita la misoginia è stata una caratteristica molto presente, semplicemente perché ero donna, avevo anche in questa società comunque patriarcale, perché sì, è così, non è la parola brutta che sembra, ma semplicemente una constatazione di fatto. In questa società il mio stipendio era inferiore a quello dei miei colleghi maschi, nonostante mi facessi più ore di loro a lavoro. Ho il mio terrore di dover viaggiare da sola a orari improponibili, la notte in un treno magari, e c'è quello che dorme di fronte a te che in realtà non sta dormendo e allunga la gamba, ti fa il piedino e cerca di capire se insomma ci stai così dal niente.
solo perché sono donna. E dato che sono donna sarò disponibile, no? Questo è un dare per scontato e questo rientra in quello che è poi quello che diventa odio, quello che diventa il considerarci qualcosa di inferiore, semplicemente per quello che siamo. Ok, sto un po' divagando perché mi sono un po' persa, ma... Scusate, il brutto vizio di andare a braccio. Mi scrivo la metà del discorso e poi vado. Questo è per dire comunque che oggi dobbiamo stare insieme, però dobbiamo stare insieme anche domani, perché quello che per me è una difficoltà oggi, domani potrebbe nascere come difficoltà per un'altra persona, nell'ambito di quello che sono semplicemente gli orientamenti o anche semplicemente l'abilismo. Scusatemi davvero. L'unica cosa che veramente per me è importantissima è che quello che si sta cercando di creare oggi possa proseguire domani. Quello che 6.000 Sardine si è proposto dal novembre 2019 a oggi è di essere un momento di incontro per combattere insieme. Quindi spero che veramente si possano creare queste sinergie. Scusate la ripetitività, grazie. Adesso sul palco Francesco per Reset Unica, il sole è andato via, quindi la permanenza sarà un po' più piacevole. No, io sono un 29 per favore. No, perché non riesco. Ciao a tutti, ciao a tutte e tutto, mi chiamo Francesco. Faccio parte di Reset Unica, un'associazione studentesca che si occupa della salvaguardia dei diritti umani. Sono qui per parlare della mia esperienza da studente. Vorrei partire con una premessa, dicendo che viviamo in un'era in cui possiamo informarci su ogni tipo di questione, per cui non volersi informare è una scelta. Tuttavia, informarsi è al contempo molto complicato, perché giornalisti e giornaliste e mass media non sempre riportano informazioni corrette e soprattutto in relazione alla comunità LGBTQ+, magari non utilizzando un linguaggio corretto e dimenticandosi spesso che si sta parlando di persone, di esseri umani. Mi è capitato spesso di leggere diversi articoli con questo tono: un trans ha fatto, oppure una transessuale ha detto, o la carriera alias per i transessuali. E la lettura di questi articoli mi ha fatto pensare a quando vai dal macellaio e chiedi un pezzo di carne e lo sbatte sulla bilancia per pesarlo. Inutile dire che in molti di questi articoli i pronomi erano sbagliati. Per le persone come me, che si sentono di un genere diverso rispetto al sesso assegnato alla nascita, sentirsi definire il transessuale, la trans, fa male, perché mi sento ridotto alla pari di un oggetto, di quel pezzo di carne di cui parlavo prima. Poi, se ci pensate, per le persone cis non viene mai detto nei giornali il cisgender. Quello che voglio sottolineare è che prima di tutto siamo uomini, donne e persone, per cui sarebbe più corretto riferirsi ad un ragazzo, come nel mio caso, con il termine di ragazzo. L'uso delle parole corrette per far tanto per il benessere delle ragazze e dei ragazzi trans, ma soprattutto per fare tanto anche per il modo in cui le persone esterne hanno di vederci. Magari imparerebbero a considerarci come qualcosa che non è troppo lontano dalle loro realtà. Le persone, conoscendoci, avrebbero meno paura e potrebbero imparare a considerarci con rispetto. Tra le cose che
che mi fanno più paura ci sono l'odio e l'imprevedibilità delle persone, perché l'odio si cela anche dietro a quelle frasi e battute fatte in tutta leggerezza, come con persone che si nascondono dietro «Ehi, stavo scherzando», ma la verità è che non conoscono né il peso né la portata delle loro parole, come le conosco io, come le conoscono molte di noi. Essere un ragazzo trans all'università non è facile. A volte avresti voglia di intervenire a lezione o in qualche dibattito, ma non lo fai perché per un attimo ti chiedi cosa penseranno della mia voce in rapporto a come appaio. Per non parlare di quando devi sostenere degli esami, che già mettono ansia di base, ma temi che la professoressa o il professore possa dirti qualcosa di sgradevole, qualcosa che ti possa far trovare malessere. Anche andare in bagno può diventare stressante, perché magari, pur essendo il tuo bagno, quello giusto, magari una persona potrebbe avvicinarsi e chiederci: ma tu che ci fai qui? Ma di cosa stiamo parlando? Io alla fine volevo solo usare un cesso per pisciare. Diventa faticoso andare a lezione, andare nei bagni e andare a dare gli esami. Sta di fatto che grazie all'associazione di cui faccio parte ho scoperto la carriera Alias, per cui il mio disagio personale si è molto alleggerito e credo che da studente sia una cosa molto importante. Sono davvero orgoglioso che l'Università di Cagliari dia questa possibilità alle persone che hanno iniziato un percorso per avvicinarsi il più possibile a se stesse. L'università è questo, un luogo in cui si deve studiare, ma deve essere anche un luogo di accoglienza e di pace per ogni individuo, in cui bisogna sentirsi al sicuro e non bisogna avere paura. Volevo concludere questo intervento segnalando che sabato 15 qualcuno, alla fine della manifestazione, come una persona codarda, ha dato alle persone che hanno partecipato un volantino che sinceramente non avrei voluto leggere. Se per caso una persona dovesse passarvi un volantino firmato la comune, fermatela per discutere con lei di quanto è scritto, perché a queste manifestazioni non tollero che qualcuno critichi la sfera del sentire individuale di uomini, donne e persone. Per il resto, ringrazio l'associazione di Rete Unica per avermi dato la possibilità di essere qui a parlarvi. Vi abbraccio tutte, tutti, tutto virtualmente. E viva la libertà e il rispetto. Grazie. Grazie. Grazie, bravissima, anche finalmente qualcun altro che ci ha fatto ridere. E adesso abbiamo il nostro mitico Pisi che parla, Francesco Piseddu, per Farmacia Politica. Lo tengo così. Ciao a tutti e a tutti. Per chi non mi conoscesse, sono Francesco Piseddu, faccio parte dell'associazione Farmacia Politica. Gli interventi di oggi saranno tanti, quindi cercherò di essere il più breve possibile, però non ne sono in realtà molto capace, quindi mi dispiace in anticipo. Oggi farò quello che mi riesce meglio, e cioè raccontarvi una storia di associazioni, una storia in realtà non molto lunga, ma per farvi capire come siamo messi in Sardegna a livello di diritti. Probabilmente ricorderete l'ultima campagna elettorale regionale, che poi ha consegnato la regione a quella che io definisco la peggiore destra possibile. In quell'occasione abbiamo ritenuto importante, anche nella nostra isola, attirare l'attenzione sulle stesse tematiche per cui siamo riuniti qui oggi. Abbiamo bussato alla porta delle principali associazioni queer sarde, proponendo un testo di legge contro l'omo, lesbo, bi, transfobia sarda, che includesse anche le persone intersessuali e gli orientamenti sessuali non inclusi nella sigla LGB.
Insieme a loro l'abbiamo perfezionata e poi resa pubblica, chiedendo che tutte e tutti coloro che si stessero candidando, di qualunque parte politica fossero, la sottoscrivessero. Forse a qualcuno sarà tornato in mente che quella stessa proposta di legge la consegnammo personalmente anche al loro candidato presidente Massimo Zedda al Teatro Massimo, che accettò di buon grado di portarla avanti. Furono molte le sottoscrizioni da parte di tante candidate e tanti candidati, eppure nemmeno una parola di supporto arrivò da parte di chi poi effettivamente quelle elezioni le vinse. La depositammo in Consiglio regionale lo stesso, con le firme di tutto il centrosinistra, e ora mi rammarica dover ammettere che è lì a prendere la polvere. È una proposta innovativa, non può estendere la legge Mancino perché è un'iniziativa regionale, quello spetta al DDL Zan, ma può comunque fare molto per il nostro territorio. L'ampliamento della rete dei centri antiviolenza, i fondi alle associazioni queer per portare l'educazione sentimentale nelle scuole e soprattutto fra i genitori, la formazione di un osservatorio sulle discriminazioni legate a orientamento sessuale e identità di genere, corsi di formazione per il personale statale a contatto col pubblico e del personale sanitario, assistenza gratuita degli sportelli polispecialistici aperti ad hoc per le persone trans. Uno dei punti a cui tenevo di più consisteva in degli interventi mirati per diminuire le discriminazioni legate alle persone trans nel trovare e mantenere un lavoro. Proprio le persone trans sono quelle che con più difficoltà riescono a essere assunte in virtù del fatto che semplicemente non sentono di appartenere al genere omologo al sesso assegnato alla nascita. La risposta indiretta alla nostra proposta di legge è arrivata pochi mesi dopo, con Michele Pais, presidente del Consiglio regionale, che insultava su Facebook chi partecipò al Sardegna Pride di quell'anno. Vi sblocco un ricordo. Diffuse la fake news per cui al Pride ci fossero manifestanti nudi con la bandiera arcobaleno infilata nel sedere. Non ero io. Si trattava di un fotomontaggio creato appositamente per screditare proprio il Pride. Incontrò le associazioni poco dopo per chiedere scusa in maniera ipocrita e dopo averci detto che la Regione è in prima linea contro ogni discriminazione ci disse: non vi serve una legge contro l'omofobia, non riesco a vederne il motivo. Sfrutto l'occasione di questa piazza per indicare al Presidente Pais e al Consiglio regionale il motivo per cui anche quella legge è quanto mai necessaria. E quel motivo è che siamo qui tutte e tutti noi. Ognuno e ognuna di noi che è presente qui oggi o che ha presenziato in Piazza Garibaldi sabato scorso, una giornata colorata e toccante per la quale ringrazio di cuore le realtà organizzatrici, ha in cuor suo una storia, un'esperienza in famiglia, con le proprie amicizie e nel luogo di lavoro da portare come motivazione. Siamo testimoni con la nostra vita e con i nostri corpi di cosa significano discriminazione e violenza, perciò non dobbiamo smettere di lottare. Come Farmacia Politica siamo qui a sostenere a livello nazionale il disegno di legge Zan, anche se fortemente deficitario di finanziamenti o di norme coraggiose. Che sia un primo passo accompagnato a un vero cambiamento radicale della società e a tante altre leggi di civiltà che aspettiamo da decenni. Continuiamo a lavorare insieme affinché nessun individuo venga mai più lasciato indietro. Grazie. Ora, dopo 5 interventi da parte di associazioni varie, di realtà varie, c'è un piccolo momento show. Ci sono le Lucido Sottile, un applauso per Tania e Mara. No, lo tengo così, scusa, grazie. Igienizzato? Guarda, non lo voglio sapere. Igienizzato fiamma. Vedo, abbassate l'arroganza prima di tutto. Vedo gente molto colorata. Abbassate l'arroganza ma alzate il volume. Lo devi mettere dentro la bocca, Mara, se no non si sente. Come faccio? Cosa devo fare? Avvicinarlo molto. Vuoi fare scambio? No, vabbè, ci sto, dai. Asco, ma a proposito di DDL Zan, cioè di
diritti LGBTQI, RSI, KA, YZ, tu come sei messa? Perché io ho sentito Rubens che mi ha detto che lo stai un po' mollando, cioè lo stai un po' mollando, di la verità, stai passando all'altra sponda, fidanzato, fatto. Cosa stai dicendo, Mara? Allora, la verità, sono incasinata, sono confusa, Felicia, presente? Affermativo, e quindi? Allora, sto uscendo con Melissa. Affermativo. La verità è completamente diverso da come esco con te. Cioè, diverso proprio. Noi siamo amiche. È diverso. Allora, Melissa, ipotesi. Ok, la accompagni a fare le commissioni? Affermativo. Allora, tu lo sai che Melissa ha la quinta e le piacciono le donne. A un certo punto dobbiamo salutarci e lei mi abbraccia forte e io mi sento come se stessi facendo il tagada. No, vabbè! Cioè, mi viene questo formicolio strano e pensieri solo sporchi. Lubrichi proprio mi vengono, Mara. La verità, mi sto impanicchiando, ma non è che mi sto trasformando. Mara, la verità, io non voglio che mi crescano i peli. Tania, se ti crescono i peli, la verità non c'è problema. Il mese prossimo mi arriva l'attrezzo per la luce pulsata, fai vedere? Pelo nero, 2 sedute, risolto, scusa, Cioè, risolto. È risolto, vabbè, sì, dai. è risolto, dai. I am the queen of depilation. Niente. Mara, sono incasinata. Sentiamo. Ma sta diventando lesbica? C'ho il panico. Allora, la verità, ho paura che i miei cugini poi mi pestano. Tania. Lo so. Non devi avere paura di tuoi cugini, devi fare come tutti. Cioè, in Italia ti devi fare le tue esperienze e non devi dirlo a nessuno. Hai capito? In Italia funziona così, lo fanno tutti, anche i personaggi di spicco. Cosa ne so, politici, i preti, i giornalisti, lo fanno i calciatori, lo fanno gli intellettuali, cioè lo fanno tutti. Scusa, fai così. Zero. Non dirlo a nessuno. Senti me, tu devi fare, e la soluzione è il silenzio. Il silenzio è la risposta, hai capito? Zero rogne, rogne zero. Ma più che rogne zero mi sembra Renato zero. Affermativo, devi fare come Renato Zero, non devi dirlo a nessuno. Sto dicendo. Allora, a parte le provocazioni, che ci piacerebbe fossero solo comiche, in Italia il silenzio e la procrastinazione, o peggio, la negazione di un problema, è la regola. Una regola difficile da scardinare. Non per noi che siamo qui questa sera. Non è più tempo di fare silenzio. Il DDL Zan ci sta offrendo la possibilità di fare un enorme balzo in avanti nell'ordine di cambiamento delle coscienze e tutte le persone ne avranno beneficio, perché è una legge che tutela il bene e non il male e vuole essere una risposta alle violenze più becere, una legge che possa essere brandita come la spada della ragione, perché ciascun individuo interessato possa in futuro, in qualsiasi processo, appellarsi ad essa. E come la letteratura cinematografica ci ha spesso regalato nei momenti più solenni, ci siano giudici che possano sentenziare. Nel nome della legge io ti condanno per crimini di violenza su persona libera e indifesa. Il DDL Zan vuole un mondo che tuteli le persone sino ad oggi indifese, appunto, e con i loro occhi guardarlo e cambiarlo questo mondo. Vuol dar corpo a quelle piccole voci che hanno sussurrato fino ad oggi, implorando aiuto,
e il più delle volte sono rimaste sole. Qualcuna di queste voci ha addirittura perso la vita. Questa legge sarebbe la ricompensa per i morti che abbiamo lasciato indietro. Il DDL Zan non lascerebbe indietro nessuno e paradossalmente tutelerebbe anche chi si batte per contrastarlo. Ma sappiamo che l'intelligenza, sia quella emotiva di molti individui, si ferma davanti a brame di potere. E parliamoci chiaro, si ferma davanti alla cabina elettorale. Perché ragioniamoci, questa è una legge che non nuoce a nessuno. Anzi, forse a qualcuno nuoce, Tiziana. Può far male a quegli avvoltoi più scaltri che si approfittano del malessere imperante per trasformare questa violenza in voti. Le radici della violenza stanno mutando i loro confini. Questa legge sarebbe un modo attivo per testimoniare quanto sia necessaria e urgente per tutte le persone. Perché sesso e genere sono termini che ancora vengono confusi e fraintesi. Perché il sesso di una persona è quello biologico con cui si nasce e il genere è la manifestazione interiore ed esteriore di una persona, sia essa contrastante o conforme con le aspettative sociali connesse al sesso stesso. È la libera espressione individuale, a prescindere dalle aspettative della società. E questa libertà va tutelata, va protetta. I punti del disegno di legge sono ben definiti. Il principio trainante di tutti gli articoli è quello della prevenzione, del contrasto, della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità. E su questi punti noi aggiungiamo le parole di Daniela Bucci della Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap. Le persone con disabilità corrono spesso maggiori rischi nell'ambiente domestico e all'esterno, vittime di violenze, lesioni ed abusi, di abbandono e di mancanza di cure, maltrattamento e sfruttamento. E si riconosce inoltre che i minori con disabilità dovrebbero poter godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali su base di uguaglianza rispetto a tutti gli altri minori. Da qui la necessità di adottare una legislazione e delle politiche efficaci anche attraverso strumenti specifici per le donne e per i minori, al fine di impedire ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso contro le persone con disabilità. Inoltre, negli episodi definiti di bullismo, il responsabile della violenza ha quasi sempre una familiarità con la vittima. Sono amici, compagni di scuola o compaesani e ciò comporta che tali episodi siano avvenuti in luoghi abitualmente frequentati dalla persona con disabilità, come la scuola o la propria abitazione, a differenza di altri casi in cui la violenza è stata perpetrata in luoghi pubblici. Si tratta di atti di violenza gratuita, in cui la persona viene molestata e aggredita in ragione della condizione di disabilità, a cui spesso si aggiunge l'orientamento sessuale, che comporta per il disabile l'andare incontro a situazioni di violenza e discriminazione multipla. E allora noi lucide cosa possiamo aggiungere che non sia già stato detto? Cosa potremmo aggiungere noi? Solo che abbiamo fatto della lotta contro tutte le discriminazioni la nostra vita, il nostro lavoro, la nostra poetica, la nostra arte e la nostra missione. Possiamo continuare a fare come il colibrì, che mentre la foresta è in fiamme e tutti gli animali scappano, va avanti e indietro con una goccia d'acqua nel becco dal fiume alla foresta, avanti e indietro, per spegnere l'incendio. E quando il leone, con tutti gli animali in corsa verso la valle, lo deride, domandandogli:
Sciocco, chi ti credi di essere tu? Cosa pensi di fare? Spegnere l'incendio con insignificanti gocce d'acqua? Il colibrì risponde: io faccio la mia parte. Noi siamo qui a fare la nostra parte insieme a voi. Siamo tutte e tutti, usate la vocale che vi piace di più, siamo tutte e tutti colibrì, perché gli avvoltoi abbiano le ore contate. E come direbbero Tania e Mara, maschere della subcultura popolare, di recente private anch'esse della loro libertà di espressione sui social con la chiusura della loro pagina Facebook. Chiedimi se siamo state chiare. Zan zan. Ok, allora adesso prende la parola la dottoressa Bruna Biondo della Commissione Pari Opportunità della Regione Sardegna. No, scusate per dottoressa, perché non c'entra, è anche troppo, dai. Insieme siamo partite! Insieme torneremo! Non una diremo! Ancora una volta siamo in piazza perché vogliamo una legge che non lascia indietro nessuno. Ancora una volta la Sardegna si mobilita in questa giornata per non cedere il passo alla protezione dei crimini d'odio basati su sesso, genere, identità di genere, orientamento sessuale, misoginia e abilismo. L'abbiamo sentito tante volte. Il disegno di legge Zan vuole estendere le aggravanti già presenti nella legge Reale Mancino per motivi religiosi, etnici e razziali anche a quei crimini d'odio e discriminazione per sesso, genere, identità di genere, orientamento sessuale e quelli motivati da misoginia e rivolti alle persone disabili. È giusto ripeterlo perché l'avete sentito tante volte, ma perché ci deve entrare nelle orecchie, o meglio, deve entrare nelle orecchie alle persone che stanno facendo di tutto per bloccare questo disegno di legge. Credo sia una piccola parte della società, perché il disegno di legge è già stato approvato alla Camera e al Senato adesso, e sicuramente non aiuterà il fatto di poter fare delle piccole modifiche, questo lo sappiamo, ma noi siamo qui anche per questo, per continuare a batterci. Anche se siamo in un'isola, vedo che non siamo isolati e siamo ancora tutti insieme. La sto facendo corta perché ho scritto 3 pagine e sto saltando, lo faccio per voi. Vogliamo piena tutela e riconoscimento di pari dignità e cittadinanza per tutte le persone con disabilità, non solo tutelandole dall'odio, ma anche con azioni volte a sostenerne la piena autodeterminazione e autonomia. Vogliamo che lo Stato italiano, attraverso l'adozione del DDL Zan, affermi con chiarezza da che parte stia. Vogliamo una scelta precisa da parte del nostro Parlamento. Vogliamo uno Stato che non si faccia intimorire da chi ancora crede legittimo costruire cittadinanze di serie B, se non anche di serie Z. Vogliamo che lo Stato scelga i diritti umani e la tutela di tutti, di tutte, di tutto. Perché tutelare le caratteristiche umane indicate nel DDL Zan significa tutelare senza lasciare fuori nessuno. Io oggi sono qui perché rappresento la Commissione regionale Pari Opportunità, che continua a lavorare contro ogni discriminazione
nella giornata proprio dell'omofobia, della bifobia, della transfobia e in favore di tutte le comunità LGBT+, condanna fortemente ogni violenza fisica e verbale, mettendo in campo azioni dirette ad un cambio culturale che permetta a tutti, a tutte e a tutti di esprimere il proprio orientamento sessuale. Perché la giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia oggi è l'occasione per ribadire il rifiuto assoluto di ogni forma di discriminazione e di intolleranza e per riaffermare la centralità del principio di uguaglianza che è sancito dalla nostra Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Non un passo indietro. Dobbiamo approvare il DDL Zan subito. Il tempo è scaduto. Ora diamo la parola al collettivo 99 gradi. Lo so che siete, Mattivatore, lo so che siete stanchi, però stare qui, parlarvi con una cassa che funziona poco e vedervi così lontani dà un po' di dispiacere, quindi se avete voglia, se ci volete fare un favore, fate qualche passo avanti verso di noi, perché abbiamo bisogno di sentirvi proprio qua vicini e vedervi qua sotto. Tanto è tutto vuoto! Ed è tutto Covid free. Ciao, io sono Gaia e parlo a nome di 99 gradi. 99 gradi è un collettivo che è probabilmente la realtà più giovane presente in questa piazza ed è la realtà della DAD. È la realtà più giovane in Sardegna. Grazie. Quel che l'ha detto l'ha detto. Noi siamo la realtà della DAD, siamo la realtà delle birrette in piazza con gli amici per colpa dei bar chiusi, perché in qualche modo the show must go on. Siamo una realtà che ha già da così presto moltissime responsabilità e che però ha voglia, ha tanta voglia e sa che nel suo avanzare nel mondo deve farlo con forza e amore, perché tutte le modalità storicamente adottate sinora dalle generazioni precedenti in qualche modo hanno fallito e il mondo ne è una dimostrazione. Il mondo ne è una dimostrazione perché è un mondo che ristagna nelle vecchie politiche, nelle vecchie retoriche e che il massimo che riesce a fare molto spesso è soltanto esprimere solidarietà. E noi lo vediamo perché il Papa esprime solidarietà, lo Stato esprime solidarietà, la scuola esprime solidarietà, ma la verità è che di solidarietà non si campa e nel nostro paese molto spesso sembra solo indifferenza vestita in abito da sera. Stare qui oggi secondo me è una questione di spazio. È una questione di ciò che dovrebbe stare nascosto come compromesso alla sua stessa esistenza, che viene fuori e afferma con la sua corporeità di avere il diritto di occupare il mondo. Per quanto adesso noi siamo una realtà che non agisce ancora su uno spazio fisico ma agisce su uno spazio social, crediamo di doverci vantare quantomeno di aver esaudito una carica vitale che molto spesso viene soppressa sotto quelle che le istituzioni propinano come le infinite lucubrazioni a cui dovremmo dedicarci, che sono più urgenti. Però a questo punto ci chiediamo che cosa ci sia di più urgente nella vita. Stare qui infatti, oltre che una questione di spazio, è anche una questione di vita. Della vita che è stata spartita fra lecita e illecita, ma che alla fine ritrova la sua strada per dirsi sempre una, sempre uguale e sempre dello stesso valore. Quindi in realtà il vero motivo per cui siamo qui è che siamo incazzatissimi.
delle principali critiche mosse al DDL Zan, infatti, è che sia un cavillo, una superficialità, una legge di tutela che già esiste, una legge che in realtà non esiste. Il DDL Zan è stato parcheggiato in Senato per 6 mesi, adesso qualcuno spera di modificarlo e magari ripetere tutto l'iter legislativo da capo. Quindi non si capisce perché preoccuparsi, ma a caso strano a dire questo sono sempre i membri di una maggioranza che hanno sempre avuto diritti per il fatto stesso di appartenere a quella maggioranza, che è il positivo, mentre tutto quello che differisce è il negativo. La cosa altra, la deviazione dalla strada principale, deviazione, ma poi in realtà possiamo chiamarla il mostruoso, il malsano, il malato. Io che non sono mollo, ma sono sempre una cosa altra. E la società discute di me, discute se io sia un insulto a Dio, se io sia una vergogna per la mia famiglia, discute se il mio amore sia malsano, discute se il mio amore sia un danno alla specie. Ma, come dicevo, è una questione di vita. Quindi stare qui in realtà significa, dimostra, diciamo, soltanto quanto uno ha voglia di vivere la sua vita degnamente. La verità è che non tutti hanno il privilegio di appartenere a un gruppo, che si tratti di un'aula di scuola o che si tratti di una nazione. Nel nostro paese, infatti, c'è un oscurantismo attorno all'argomento sessualità che si sforza con tutto se stesso di demonizzare la parte più naturale di una persona. La sessualità, intesa come orientamento, come identità, come qualsiasi cosa che la riguardi, non è una scelta di stile, cioè un po' anche una scelta di stile se guardiamo al nostro outfit, però è soprattutto un modo di essere, un modo di stare al mondo. E il fatto che sinora questo non sia stato riconosciuto non è un problema che deriva da un pugno di leghisti o da qualche spaccone in aula di Senato. Deve essere qualcosa che funziona male più giù, deve essere qualcosa che funziona male da molto tempo, deve essere la storia. Però... Grazie. Grazie. Però la storia dà dei segnali. Da dei segnali nuovi noi ci assumiamo un po' la responsabilità e anche la presunzione di dire che quei segnali siamo noi. Quindi, in sostanza, oggi abbiamo deciso di stare al mondo, nello stesso posto, e per continuare ad avere il diritto, che non è per niente scontato, di fare questo, abbiamo innanzitutto il dovere di credere che stare qui, questa volontà di questa presenza condivisa che abbiamo scelto di attuare oggi, in questo istante, abbia valore. Dobbiamo credere che sia di valore, che valga qualcosa e che sia preziosa quantomeno quanto la vita stessa. Grazie. Grazie. Scusate, è un momento di squilli tecnici. Allora, prima di due cose soltanto, vi volevo dire che qui c'è il nostro bellissimo banchetto di gadget, se volete sostenerci. E vedete in giro ci sono alcune persone delle staff che hanno un badge con un QR code. Se lo inquadrate potete lasciarci i vostri dati per avere le informazioni sulle prossime manifestazioni e tutto quanto. E adesso parla Melina Di Meno. Non c'è cancello, rete o bullone che potete regolare sulla libertà della mia mente, quella stessa libertà che ci permette di amare chi vogliamo, di autodeterminarci, di farlo intellettualmente e fisicamente. Queste sono le parole di Virginia Woolf, 1929. Oggi, dopo 31 anni, da quando l'omosessualità è stata rimossa dalla lista delle malattie mentali,
L'Assemblea femminista e transfemminista, non una di meno, Cagliari, è qui per rivendicare il diritto di tutte, tutti e tutto, l'autodeterminazione che non vogliamo sia vincolata da rigidi modelli eteronormativi e patriarcali, ancora presenti come clausola di normalità in questo Paese. Oggi, dopo 31 anni, rivendichiamo diritti, tutele e protezioni davanti agli abusi commessi sui nostri corpi, sul nostro orientamento sessuale, sulla nostra identità di genere. E dall'altra parte, davanti alla censura e all'invisibilizzazione in quanto donne, uomini, gender fluid, non binari, lesbiche, gay, transgender, intersessuali, asessuali, poliamorosi, pansessuali, queer. Vogliamo oggi che le parole diventino importanti per un linguaggio più inclusivo e un rispetto universale. Vogliamo che un bacio sia solo un bacio e l'amore sia solo amore, che non si contamini con l'odio e l'ignoranza, da combattere con l'informazione, perché abbiamo bisogno di chiarimenti, di aiuto, nelle scuole, negli ospedali, nelle piazze come questa. Vogliamo poter amare nelle strade, e in quelle stesse strade non aver paura di tornare a casa da sole. Vogliamo che l'identità di genere non sia oggetto di scherno, ancora una volta da parte dei media. Vogliamo che l'accesso sia garantito e totalmente gratuito alle terapie ormonali, sostegno psicologico e cure per le persone transgender. Vogliamo dire di no alla rettificazione neonatale dei genitali per le persone intersessuali. Vogliamo che l'accesso ai percorsi di affermazione non sia subordinato alla diagnosi psichiatrica di disforia di genere, nell'obbligo di rettifiche genitali chirurgiche per la modifica dei documenti. Vogliamo i porti aperti e il supporto come valore primario nei confronti delle soggettività LGBTQIA+, migranti, discriminati in quanto donne, migranti e lesbiche. Vogliamo sconfiggere gli strumenti derivanti da un potere patriarcale che continua a non ascoltarci, a isolare grossa fetta della popolazione, a farci credere che così, come vogliamo noi, non sia normale. Cos'è la normalità? O meglio, cosa dovrebbe essere, se non svegliarsi la mattina e sentirsi amati, sentirsi voluti così come si è, sentirsi se stessi. Mai, nessun cancello, nessuna rete, nessun bullone ci fermerà. Ci vorrete sottomesse, ci avrete sempre ribelli. Siamo una marea di colori che sognano questo grande cambiamento, radicale e femminista. Ce lo prenderemo. Vogliamo liberarci, vogliamo essere corpi che occupano spazi e dicono: io sono, io vivo e io amo. Grazie. La luna che muove le maree e cambieremo il mondo con le nostre idee. Adesso l'intervento al quale teniamo particolarmente, solo un attimo per risolvere. Vabbè. Prego Matteo, il palco è tuo. Ciao a tutti. Allora, qualche tempo
Qualche tempo fa ho condiviso un post in cui iniziavo con le seguenti parole. La verità è che a nessun importa niente e di nessun finché le cose non ci toccano da vicino. Ed è purtroppo una cosa in linea di massima molto vera. Tendiamo a non occuparci delle cose che non conosciamo e che non ci riguardano perché le vediamo lontane anni luce da noi, non rendendoci conto che siamo tutti potenzialmente tutto. Ad esempio, siamo tutti potenzialmente disabili. Anche io non avevo idea di cosa significasse avere una disabilità finché non mi è capitato. Non pensavo alle barriere architettoniche perché la cosa non mi riguardava direttamente. E quindi quando entravo in un locale o in un negozio che non aveva una piccola rampa, non ci facevo caso. E difficilmente le persone non coinvolte direttamente dalla cosa ci fanno caso. E l'attenzione viene spostata sulla difficoltà della singola persona e non si pensa invece che è il sistema che è discriminante. Se il mondo fosse pensato e costruito per tutte le persone che ci vivono, comprese quelle con una disabilità, le difficoltà non esisterebbero. Siamo portati a vedere gli ausili che una persona che ha una disabilità motoria utilizza, una stampella o due, un bastone, una sedia a rotelle, un deambulatore, come una cosa che in qualche modo denota un limite. Questa idea fa parte di una mentalità abilista. Per me le stampelle non sono un limite, sono un oggetto con cui posso continuare a essere indipendente, a camminare senza che per forza ci sia qualcuno a fianco a me a sorreggermi se cado. Questa discriminazione, se vista in un'ottica intersezionale, ci dovrebbe portare a vedere le persone con disabilità come persone che sono anche tanto altro oltre la loro disabilità. E visto che oggi è la giornata contro la LGBTQIA+ fobia, mi sembra doveroso ricordare che anche noi persone con disabilità abbiamo diritto ad avere o a non avere una sessualità conforme ai nostri desideri. Anche noi abbiamo un orientamento sessuale e una identità di genere. Dell'orientamento sessuale si parla tanto, anche se c'è ancora tantissima strada da fare. Ancora più strada però c'è da fare per le questioni legate all'identità di genere, di cui si parla poco o niente, nonostante soprattutto nelle ultime settimane sia al centro del DDL Zan. Come ho già detto, a nessuno importa di niente finché le cose non ci toccano da vicino. Spesso si tende ad esempio a sminuire l'importanza dell'uso dei pronomi che una persona transgender, gender non conforming o non binaria ci chiede di utilizzare, continuando a misgenderare quella persona, quindi a sbagliare volontariamente o involontariamente il genere dei pronomi utilizzati, causandole un forte stress e un forte disagio. Lo stesso capita quando si continua ad utilizzare il dead name della stessa persona, e cioè il nome che ci è stato dato alla nascita ma che non utilizziamo più perché non ci rappresenta, invisibilizzando di fatto la persona e la sua identità. Semplici cose che però possono salvare la vita di quella persona o farla semplicemente sentire meno sola in un mondo che, diciamoci la verità, non è proprio ben disposto nei confronti di chiunque si discosti da quello che la società ha imposto come normale. Potremmo fare outing a un'altra persona, e cioè riferire, senza l'autorizzazione della persona direttamente interessata, ad altre una cosa tanto intima e delicata come può essere la sua identità di genere o il suo orientamento sessuale. Non è argomento da pettegolezzo, è un gesto violento e indelicato che nella migliore delle ipotesi può costare diverse sedute in più dallo psicoterapeuta. Per farci sentire più a nostro agio in questo mondo ancora troppo poco inclusivo, non c'è bisogno che un alleato faccia chissà che grandi cose. Sarebbe sufficiente affinare la capacità di ascolto, utilizzare un linguaggio appropriato e imparare il rispetto. Grazie. Il proprietario dell'iPhone azzurro, la proprietaria dell'iPhone azzurro si sta scaricando il telefono. Raga, è una diretta, si sta spegnendo. Roberto Loddo, il telefono. Ce l'hai il caricabatteria? Allora, adesso qualcuno... Dicevo, sicuramente avete visto che sulla pagina e sui social abbiamo caricato un video di una coreografia, si chiama Shosho Loza, spero di averlo pronunciato bene,
ed è l'inno dell'apartheid, è diventato inno di ogni discriminazione. E noi l'abbiamo coreografato per voi, quindi se volete possiamo ballarlo insieme in distanza e con la mascherina. Flavio? È quello che ho chiesto. Ovviamente l'evento non è finito, è solo un intermezzo ludico, non scappate. Ok, mettiamo la musica. Dove state andando? No, ballare. Ah, ballare! Chi vuole ballare si disponga davanti, le altre persone dietro e poi dopo torneranno davanti. Ma perché ci ritroviamo Sì, a sempre fare questa quando cosa. ci sono io con te? Ma riusciamo a... Così dovrebbe rimanere, no? riusciamo a girare per vedere. Me lo dai un altro pezzetto? Lo mettiamo questo. Dove fa? Tieni. Aspetta, no, lì non si attacca. Ok, riprendiamo i posti di prima o sedetevi dove preferite. Diamo la parola a COF, collettivo Ristano Femminista. C'è la piazza vuota, venite qua vicino a noi, ma distanziati tra di voi.
Ciao a tutti, io sono Marco e parlo a nome del collettivo Ristoro Femminista. Grazie a tutti coloro che oggi sono scesi in piazza, dimostrando quanto sia fondamentale, urgente e rivoluzionario ritrovarsi in una piazza pubblica, mettendo insieme un'infinità di storie che si uniscono. No, aspetta. No, ragazza. Oristano, forte sfiga! Salviamola! Che si uniscono in un unico coro di lotta intersezionale. Oggi 17 maggio è importante scendere in piazza sia per la ricorrenza di una giornata mondiale contro l'uomo bi, lesbo, trans, intersex e fobia, sia per contrastare un clima politico, sociale e umano irrispettoso e inaccettabile, per il quale chiediamo a gran voce l'approvazione del disegno di legge contro l'uomo bi. Arco una! Sii degno di tua madre, vai! Togli la mascherina e tira fuori la voce. Contro l'uomo bi, lesbo, trans, intersex e fobia, misoginia e abilismo. Vi prego di fare silenzio, purtroppo la cassa è deceduta. Avvicinatevi il più possibile, così da lasciarci con un po' di voce per domani mattina. Silenzio! Oh! Vai Marco! Chiediamo che le nostre storie vengano ascoltate per la ridefinizione di nuove narrazioni, per dimostrare che esistiamo e non soltanto come eccezioni. Ribadiamo in questa piazza quanto sia importante lavorare per un nuovo progetto educativo che contrasti ogni tipo di violenza, fisica e verbale, perché tutte le violenze, ad ogni modo, costituiscono un grosso ostacolo per la liberazione delle nostre soggettività. E a questo proposito vogliamo soffermarci sulla difficoltà maggiore di chi è costretto ad una sofferenza silenziosa nelle tantissime piccole comunità sarde, con tutte le dinamiche sociali che conosciamo. Persone che si ritrovano intrappolate in una reiterazione di contesti e situazioni secondo percorsi prestabiliti, convenzionati ed eteronormati. È quindi chiaro che l'ostacolo maggiore che può avere un individuo nella propria emancipazione, nella propria realizzazione autentica, nella liberazione da pregiudizi, risieda soprattutto nel sistema sociale, secondo cui sarebbe opportuno non distogliere l'attenzione della massa dai modelli a cui è abituata, attraverso una descrizione di sé non normata per quel contesto. Il nostro intervento vuole essere una chiamata per tutte le persone non toccate direttamente da una discriminazione. È urgente, per un reale cambiamento, riflettere su quanto sia infinitamente microscopica la nostra proposta di vita in relazione all'immensità di narrazioni che un individuo può cucirsi addosso, e rispetto allo spettro di identità e orientamenti a noi ignoti, compreso tutto ciò che orbita al di fuori del nostro sguardo. E diciamo questo perché ancora troppe volte ci sentiamo dire che le discriminazioni per sesso, identità di genere, orientamento sessuale ormai non esistono più, senza accorgerci nemmeno di quali siano le basi su cui si fonda questa cultura violenta e discriminatoria. Crediamo che nonostante qualche piccolo passo in avanti, l'errore che non dobbiamo fare è quello di adagiarci l'idea di esserci già presi tutto, perché le persone intorno a noi, al di fuori della nostra cerchia ristretta, al di fuori dei collettivi, i nostri politici stessi in primis, tutti i giorni dimostrano quanto sia importantissimo contrastare certe narrazioni. E di nuovo ci rivolgiamo a tutte le persone che non si sono mai posti il problema di schierarsi, allearsi e prendere una posizione. Non dobbiamo più aspettare. Non dobbiamo più aspettare di avere vicino a noi una persona omosessuale, transessuale, bisessuale, intersessuale per poterci aprire a mondi che non ci appartengono. La discriminazione che tutti i giorni vediamo è solo l'ultimo punto di una cultura sistemica, della non conoscenza
e delle innumerevoli narrazioni imprecise, intrise di stereotipi e tabù. Abbiamo bisogno di conoscere, comprendere e rispettare l'elemento altro, per contrastare qualsiasi forma di discriminazione, che ad ogni modo diventa violenta, lacerante e limitante, proprio perché è ancora incoraggiata da dei modelli troppo in voga. E se qualcuno oggi propone soluzioni basate sull'accettazione di parole ironiche per superare i problemi culturali e radicati, ribadiamo un concetto. Se un sistema ammalato come quello che viviamo non si permette di prendere con leggerezza un'autoaccettazione e un'autoconsapevolezza di sé, con quale coraggio dovremmo essere pronte e pronti a prendere con leggerezza un insulto senza interrogarci su quale sia la radice del problema? Aspetta. Finalmente. La soluzione è che ognuno di noi analizzi la propria posizione nel mondo e rispetto al mondo, comprendendo quante proposte diverse dalla nostra possano esserci e comprendendo quanto possa essere dirompente per costruire un mondo migliore, impadronirsi di tutte le oppressioni degli individui, di tutte le lotte e collettivamente mettere le basi per un futuro davvero inclusivo. Solo in questo modo potremo sentirci liberi di abitare contesti sociali che in modo rivoluzionario e convinto abbiano realmente sovvertito gli immaginari. Grazie. Grazie, ringraziamo moltissimo il Caffè dei Cambia che ci ha salvato dandoci la corrente. Interviene adesso Libero perché deve anche tornare a casa, abbiamo fatto molto tardi, voi siete molto coraggiosi, che siete ancora qui con noi, grazie. Giulia mi ha chiesto una cosa, no, non sono io Giulia mi ha chiesto una cosa. Come fai a rimanere sveglia ancora dopo tutte queste ore in piedi? Il male è sempre sveglio, c'è bisogno almeno di una guardia, però se sono 2 o 3 o 4 forse è meglio. Forza, venite. Giulia non è sola, lo sa. Buon pomeriggio, io sono Giulia Lai e sono qui in rappresentanza di Libero. Oggi è una giornata molto importante anche per noi, perché ci ricorda che la strada verso l'eliminazione delle discriminazioni è ancora molto lunga. Viviamo in un mondo che è stato creato su un paradigma binario, dove o sei maschio o sei femmina, o sei bianco o sei nero. Tutto ciò che va un po' più in là è considerato una deviazione nel percorso. Noi siamo il partito della sinistra indipendentista sarda e come tali non possiamo non essere a fianco di chi viene messo al margine. Siamo contro l'omofobia, siamo contro la transfobia, siamo contro quella cultura patriarcale e dominante. Siamo femministe, siamo quelle persone che credono che tutte queste lotte debbano essere integrate con la lotta di classe, con la lotta all'indipendenza dei popoli, con la lotta all'autodeterminazione dei popoli. Lo sappiamo oggi di essere in piazza anche con chi non riconosce il diritto all'indipendenza di un popolo. Ma siamo sicuri che l'indipendenza di un popolo debba essere costruita sulla base dei diritti di tutti gli individui. Abbiamo bisogno di una società in cui chiunque deve essere e sentirsi se stesso, senza limiti, senza discriminazioni. Allora come Libero chiediamo da sempre che nelle nostre scuole sarde venga impartita l'educazione di genere, perché nascano generazioni consapevoli di essere, consapevoli del proprio essere. Libero oggi, in questi giorni, questi mesi, sta combattendo contro la regione
contro le istituzioni locali, contro quei comuni che tollerano, che collaborano con queste associazioni che portano avanti politiche discriminatorie, politiche retrograde. Si fanno chiamare social network family, amici della famiglia. In realtà sono associazioni che attuano una discriminazione infima, subdola, perché sono contro le unioni civili, perché sono contro i diritti delle persone gay, delle persone lesbiche e diciamo di tutto quello che non è maschio e di tutto quello che non è femmina. Noi lottiamo tutti i giorni contro queste istituzioni perché dobbiamo creare delle istituzioni che siano i primi a tutelare i diritti di chiunque. Noi siamo un partito che sarà sempre a fianco di chi voglia costruire una società di persone liberas, rispettadas e uguales. Grazie. Fademo Deventus. Ok. Si mette così, ok. Il 30 dicembre a Roma Sonia passeggia con suo marito Alessandro nel quartiere di Centocelle. Entrambi con un deficit visivo che li rende disabili alla vista. L'automobilista ha cercato di infilarmi le dita negli occhi, mi ha strappato la mascherina e non contento mi ha spinto a terra, racconta. Motivo? Non si era fermato sulle strisce pedonali e con il bastone io avevo urtato la fiancata della sua auto. La gente, i minori, tutto si confonde. Nella popolosa via dei Platani nessuno muove un dito. L'aggressore è abile, si muove bene, ferma la macchina, scende e decide di dare una lezione alla donna e al marito. Attorno a noi chi rideva, chi passeggiava indifferente, chi addirittura bloccava mio marito che cercava di chiamare i carabinieri. L'uomo è scappato, nessuno ha preso il numero di targa. Il caso di violenza che ho raccontato svela il sentire sullo sfondo, un sentire di indifferenza, di rifiuto. Questo disegno di legge che ho raccontato, di cui parlo, per cui siamo qua, non tutela solo le minoranze, bensì protegge tutti i cittadini da episodi di violenza che riguardano disabilità, sesso, genere, identità di genere e orientamento sessuale. Ed è così, perché il crimine d'odio è particolarmente odioso perché colpisce qualcuno esclusivamente per la sua condizione personale, ovvero semplicemente perché esiste, e questo non è possibile in un paese civile. È importante che nelle scuole si insegni il rispetto verso tutte le persone, a prescindere dalla loro etnia, dalla loro religione e dunque anche dalle loro condizioni personali. Il riconoscimento e la tutela di tutte le differenze nelle istituzioni scolastiche ed è la premessa per una società più democratica, plurale, inclusiva e utile per contrastare i fenomeni di bullismo, violenza e discriminazione. Tutto ciò perché le norme possono punire ma non possono educare. Insulti, aggressioni, insulti, aggressioni, opportunità negate. Tutto ciò perché? Perché si può essere classificati diversi da chi? La scuola può fare innovazione quando non ha paura dell'innovazione, deve formare studenti, studentesse e persone che svolgono il ruolo di agente di cambiamento. L'educazione allo sviluppo sostenibile diventa fondamentale per rendere la società civile capace di prendere decisioni informate e agire responsabilmente, in modo da riflettere sulle azioni. Così come nelle strutture scolastiche, anche nelle istituzioni sanitarie bisogna rivendicare un servizio pubblico capace di rispondere alle esigenze di tutti.
Concludo dicendo che occorre salvare i consultori che da oltre 40 anni, dopo la 194, stanno scomparendo sotto i nostri occhi, sono stati snaturati, impoveriti e boicottati. I consultori andrebbero rilevati come spazi politici, culturali e sociali, oltre che come servizi sociosanitari, valorizzando la loro storia di luoghi delle donne per le donne o per chi semplicemente cerca una via protetta per autodeterminarsi. Sadomo De Totus a Sassari porta avanti 5 valori e idee chiave: la difesa del territorio, l'anticapitalismo e lo sfruttamento, l'antifascismo, i diritti umani di comunità schiacciate da sistemi birali che li escludono e infine l'autodeterminazione dei popoli e delle nazioni senza Stato. Per questo oggi Sadomo De Totus da Sassari scende in piazza per abbracciare queste importantissime cause e vi ringrazio ovviamente anche l'organizzazione. Progetto per loro. Buonasera, mi chiamo Lisetta Bidoni, sono consigliera nel comune di Nuoro in rappresentanza di Progetto per Nuoro, forza politica di sinistra, antifascista, ambientalista e autonomista, che pone al centro del programma e della sua azione politica l'inclusione, la lotta alla discriminazione e il diritto alla autodeterminazione di tutti, tutte e tutti. La nostra presenza oggi in questa piazza è conseguente all'impegno assunto davanti all'elettorato di dare voce dentro e fuori il palazzo alle persone che vivono situazioni di esclusione e di discriminazione in relazione all'appartenenza sociale, alle condizioni economiche, alla religione, alla razza, all'etnia, al genere, all'orientamento sessuale e alla diversa abilità. Un impegno e una battaglia che portiamo avanti e che dobbiamo portare avanti insieme con determinazione sul doppio binario della conquista di tutti i diritti umani e civili, della tutela e salvaguardia di quelli già conquistati e riconosciuti, oggi più che mai a rischio ad opera di forze e gruppi di potere reazionari e oscurantiste che in modo più o meno esplicito, in modo più o meno trasparente, cercano di cancellarle o di ridurli. Per tutti voglio richiamare un network che negli ultimi mesi sta riscuotendo in Sardegna grande successo, tanto da coinvolgere in pochi mesi ben 19 comuni e 4 organizzazioni di livello regionale. Comuni e organizzazioni che con delibera di giunta, senza sentire il dovere di coinvolgere le assemblee legislative, hanno aderito al network, arrogandosi il diritto di decidere per conto in nome della comunità di riferimento e delle rappresentanze politiche di opposizione. Un vulnus gravissimo alla democrazia e alle regole democratiche. Parlo del network nazionale dei comuni amici della famiglia, nato da un accordo per la provincia autonoma di Trento, il comune di Alghero e l'associazione nazionale Famiglie Numerose, con l'obiettivo di promuovere politiche per il benessere della famiglia e di certificare i comuni virtuosi. Accordo che ci preoccupa e non poco, perché conosciamo l'Associazione Nazionale Famiglie Numerose. Associazione da sempre attivamente impegnata attraverso le sue pagine social nelle cosiddette campagne pro vita e nella difesa della famiglia, definita nel loro statuto e nella loro carta di valori, coppia eterosessuale unita da vincolo di matrimonio civile o religioso, aperta alla vita come realizzazione dell'amore coniugale non fine a se stesso. Di fatto, dietro l'obiettivo dichiarato di promuovere politiche per il benessere familiare, si nasconde, e di questo sono profondamente convinta, un processo culturale teso alla valorizzazione delle famiglie tradizionali
e al disconoscimento, alla marginalizzazione e alla criminalizzazione delle famiglie LGBTQ e più, delle famiglie ricostituite, delle famiglie monogenitoriali, delle unioni civili e delle convivenze. È evidente che oggi, 17 maggio, giornata internazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, coerentemente con la nostra storia, dobbiamo stare in questa piazza. Una piazza viva, partecipata, decisa a continuare a battersi, per promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione, per contrastare i pregiudizi, le discriminazioni, le violenze dal sesso in base all'orientamento sessuale e all'identità di genere, per chiedere a grande voce l'approvazione del decreto ZAN per prevenire e contrastare l'odio razziale, etnico, religioso, omotransfobico e sessista. Possiamo, perché siamo in tanto, determinate ad andare fino in fondo. Grazie. Dov'è? Allora, adesso un'altra realtà che viene... Allora, io non lo so mai pronunciare, Streikovie Sardinia, e adesso ci spiega di che cosa si occupano. Abbiate ancora pazienza, stiamo quasi arrivando alla fine, vi vogliamo sempre più bene. Buonasera Paola. Sicuramente una sigla che tutti conoscono, la nostra realtà opera sul territorio da molto poco, però è una realtà che nasce in Polonia nel 2016. Purtroppo in Polonia è un paese europeo, vive quindi, secondo quello che dovrebbe essere i diritti civili approvati, insomma, più o meno da tutte le parti, vive purtroppo una condizione politica molto disagiata. Dal 2016 le donne polacche non possono abortire, o meglio, potevano abortire solo per 3 motivi. La grossa malformazione del feto, il pericolo di salute per la madre e una gravidanza frutto di stupro e incesto. Purtroppo da quest'anno pseudo tribunale costituzionale, perché in Polonia c'è un sistema politico, c'è la destra nazionalista ultraconservatrice, ha eliminato la clausola, diciamo, di grossa malformazione del feto, per cui insomma bisogna portare avanti una gravidanza anche in questo caso. Ma Streikovie Sardinia ovviamente non si occupa solo di questo, ma noi come Streikovie Sardinia appunto siamo entrati a far parte di una rete europea che promuove i diritti civili in tutta Europa. E soprattutto, insomma, oggi siamo qua, abbiamo accolto con piacere l'invito da parte degli organizzatori, perché ovviamente portando avanti una bandiera europea, perché la discriminazione non ha confini soprattutto quando si tratta del calpestare i diritti umani. È l'autodeterminazione della donna, l'idea di poter essere, rappresentare se stessi, e anche il fatto stesso di dover rivendicare un diritto, perché rivendicare un diritto porta in sé un'ambivalenza nel suo significato. Sta a significare che qualcuno che lo rivendica è in una posizione subalterna e bisogna lottare quotidianamente questa tensione emotiva e un modo di vivere. La tensione emotiva che ci spinge a mantenere alta l'asticella di qualcosa che non va bene, permette a chi entra in questo sistema di rimanere sempre vigile e attento, qualsiasi sia il suo comune, al di là della provincia. Noi veniamo da Sassari e da Alghero in questo momento, ma siamo qui perché dobbiamo fare rumore. È vero, è un movimento che nasce in Polonia, ma è un movimento che attraversa in Europa, e noi portiamo la Sardegna con il nostro piccolo in questa grossa rete, in questa grossa realtà che promuove l'uguaglianza dei diritti. Uno dei moti, dei postulati del nostro movimento è: non camminerai mai da sola, persona, perché prima di qualsiasi tipo di classificazione siamo persone ovunque. Grazie a tutti e buona serata. Grazie per questa testimonianza, per averci anche raccontato questo pezzo di storia che avviene al di fuori dei nostri confini, ma che comunque ci appartiene e che noi sosteniamo con forza. Adesso un saluto dall'amica, la compagna, un'artista incredibile. Prima qualcuno ha citato Pais che mandava le foto in giro del Pride, con la foto del partecipante al Pride, la fake foto del partecipante al Pride con la bandiera infilata nel sedere. Anche in quell'occasione la nostra simpatica, cara amica, sorella e compagna
Ditemi quando siete pronti! Diamo la parola ora a un'associazione ogliastrina volta alla carta. Ci sarà una sua rappresentante perché non sono potuti essere qui. Ciao a tutti, ho il piacere e l'onore di leggervi il messaggio che l'associazione Volta alla Carta ha scritto per tutti noi. Volta alla Carta, associazione ogliastrina impegnata nella lotta contro ogni forma di violenza e discriminazione, aderisce alla manifestazione odierna, ritenendo prioritaria la creazione di una cultura del rispetto delle diversità in ogni sua forma. Da anni, Volta alla Carta si impegna a diffondere i principi fondamentali di tutela dei diritti umani attraverso progetti rivolti a studenti e studentesse nelle scuole di ogni ordine e grado e creando reti di condivisione e collaborazione con realtà locali, nazionali ed internazionali. Auspichiamo che giornate di attivismo come quella odierna possano trasversalmente impegnare e coinvolgere settori sempre più ampi della nostra società, nella convinzione che solo a partire dall'educazione dei più piccoli si possa sperare in un cambiamento duraturo e ritenendo che, come recita il nostro slogan, solo insieme si fa la differenza. Grazie. Il turno di Potere dal Popolo. Potere dal Popolo? Ok. Ok, grazie. Ok, buonasera a tutte e a tutti. Parlo, come ho detto, a nome di Potere al Popolo e voglio ringraziare chi ha organizzato questa manifestazione, soprattutto per il titolo, perché finalmente siamo alla riscossa, perché ci siamo stufati di stare sempre sulle difensive, sempre con le mani a proteggerci il viso dagli attacchi che arrivano da ogni parte. Stare con le mani davanti al viso per proteggersi è una cosa che però ci rimane, è l'unica cosa che ci rimane da fare quando siamo soli, come individui e come persone singole. Ma quando ci mettiamo insieme, finalmente quello è il momento in cui possiamo andare alla riscossa. E noi vogliamo continuare ad andare con voi alla riscossa, perché benché la legge Zan sia un passo avanti molto importante, la legge Zan non ci basta. La legge Zan parte già con dei difetti assurdi, come per esempio la vergognosa clausola cosiddetta proteggi idee. Ma che idee sono quelle che vi danno la possibilità di odiare? Quali sono le idee? La possibilità di discriminare. La seconda cosa che dobbiamo cambiare e che dobbiamo tutte insieme subito iniziare a lottare per cambiare di questa legge è che devono essere inserite delle tutele precise per le discriminazioni sui luoghi di lavoro, perché nei luoghi di lavoro i padroni e il padronato continuano a perpetrare la loro violenza contro di noi. Quella della discriminazione di genere è solo una delle tante violenze che loro riescono a perpetrare contro di noi, contro la classe lavoratrice. Io sono un po' vetero, mi piace usare questi termini, contro la classe lavoratrice. Quando non arrivano a farci morire per il loro profitto, come è successo a Leana Dorazio, che è stata inghiottita da un macchinario al quale erano stati tolti i meccanismi di sicurezza per produrre di più. Un'altra cosa che deve essere cambiata, che è importante, è che non basta fare la legge, bisogna metterci i soldi. Boga su di Rai,
nel senso che non basta dire che siamo contro le discriminazioni, per quanto sia importante, ma dobbiamo educare, mettere i soldi per educare i bambini e le bambine, non all'accettazione, non alla tolleranza, ma al rispetto di tutte e di tutti. Ok? Perché è inutile che poi ci sia la legge. Noi come Potere al Popolo non siamo a favore delle punizioni, del carcere, ok, le multe, tutte queste cose significano che una società è contraria a un certo modo di fare, ma non bastano a cambiare la società. Per cambiare la società c'è bisogno di educazione e c'è bisogno di mettere i soldi per l'educazione. Perché è inutile che poi si mettano le multe, perché le ferite che si portano addosso, sia fisiche sia morali, non le cancella una multa. E quindi noi dobbiamo combattere perché queste ferite non vengano inflitte a nessuno. Ok, vabbè, taglio perché so che siamo in ritardo. Io credo che in questo modo tutti noi e tutte noi stiamo di fatto riorganizzando un popolo che si riconosce quando si guarda negli occhi, come tanti prima di me hanno detto, un popolo che riconosce nelle varie discriminazioni che ha subito ognuno di noi, nelle varie violenze alle quali ha dovuto fare fronte. Ognuno di noi ne ha un'esperienza, in modi diversi, magari non può essere di genere, sarà infatti una discriminazione economica, ma se ci guardiamo negli occhi, ognuno di noi guarda la sua esperienza e riusciamo a riconoscerci nell'altro, ed è questo il popolo che si sta riunendo. E vorrei chiedervi, proprio in virtù di questo, di unirvi anche voi al popolo palestinese in lotta, che in questi giorni sta subendo bombardamenti, sta subendo sorprese e violenze, ma sono 73 anni che li subisce, e quindi anche noi loro, guardando loro negli occhi, riconosciamo il popolo che con noi va alla riscossa. Però scusatemi, io se mi dite la riscossa è colpa vostra, la rima la faccio subito. Avanti popolo, alla riscossa, bandiera rossa, trionferà! Ve l'abbiamo servita su un piatto d'argento, adesso parla Sardegna Possibile. Vi chiedo una cortesia, ve l'ho detto prima, però mi rendo conto che sì, se ognuno di voi può cortesemente staccare da terra una X rossa di scotch e portarsela via per buttarla, così ci aiutate con il lavoro e siamo sicuri di lasciare il posto pulito e ordinato così come l'abbiamo trovato. Sardegna Possibile! Buonasera, ciao. Com'è? Così? Ok. È bello vedere la piazza e anch'io vorrei ringraziare tutte le realtà che hanno permesso questa sera a tutti noi, a tutte noi, a tutto noi di stare insieme, perché i corpi insieme sono di per sé un messaggio politico e non possiamo arrestarci. Dobbiamo proseguire nonostante tutto, e questa è un'occasione e questo evento dimostra che si può fare, che ce la possiamo fare. Noi vorremmo dedicare alla piazza e a tutte noi, a tutto noi, una poesia di un'attivista afrodiscendente che è Audre Lorde, ormai scomparsa da un po' di anni, ancora attualissima. Lei diceva: la poesia non è un lusso, ma è una necessità. La poesia è necessaria. Staccate le X dopo che parla lei. Siete stati super performativi, ma come fare a non esserlo quando Camilla chiede qualcosa? Quindi, grazie Camilla. Camilla e Andrea, poi li ringrazieremo. Quindi Audre Lorde scriveva questa poesia e diceva appunto della necessità, quindi di parole, di pensiero e di bellezza. Questa è per tutte quante noi e tutti quanti noi, e fa così. Il titolo era Per ciascuna di voi. Questa sera
è per ciascuno di noi, evidentemente. Sii chi sei e chi diventerai. Impara ad avere cura di quel turbolento angelo nero che ti porta un giorno su e un altro giù, a proteggere il luogo dove sorgono i tuoi poteri, scorrendo come sangue caldo dalla stessa fonte del tuo dolore. Quando hai fame, impara a mangiare le cose che ti sostengono fino al mattino, ma non farti fuorviare dai dettagli, semplicemente perché li vivi. Non lasciare che la tua testa neghi alle tue mani ogni ricordo di ciò che le attraversa, nei tuoi occhi o al tuo cuore, tutto ciò che può essere usato, eccetto ciò che è uno spreco. Anche quando sono pericolose, esamina il cuore di quelle macchine che odi, prima di rifiutarle. E non rimpiangere l'assenza del loro potere, o sarai condannata o condannato a riviverle. Se non impari a odiare, non sarai mai solo abbastanza da amare facilmente. Né sarai sempre coraggioso, anche se non diventerà più facile. Non aspirare a opinioni comode, anche quando sembrano giuste, non sarai mai in grado di difendere la tua città mentre urli. Non aspirare a opinioni comode, anche quando sembrano giuste, non sarai mai in grado di difendere la tua città mentre urli. Ricorda che il nostro sole non è la stella più degna di nota, solamente la più vicina. Rispetta qualsiasi dolore che porti indietro dai tuoi sogni, ma non cercare nuovi dei nel mare o in alcuna parte dell'arcobaleno. Ogni volta che ami, ama profondamente come fosse per sempre, solo che nulla è eterno. Parla ai tuoi figli, con orgoglio, in qualsiasi luogo li troverai. Di loro che discendi da schiavi e schiave e che tua madre era una principessa nell'oscurità. Grazie. Accogliamo adesso su questo palco un'altra realtà che siamo molto felici di ospitare, in questo palco che è un palco enormemente inclusivo. Avete visto diverse realtà attraversarlo oggi, realtà che non sempre sono dalla stessa parte, ma che oggi sono unite, fortemente unite, che hanno voglia di manifestare insieme per un obiettivo comune, perché ricordiamoci sempre, dirò la frase più banale del secolo: preparatevi che l'unione fa la forza e l'unione è la nostra forza. E le battaglie fatte da soli spesso sono molto più complicate da portare avanti. È importante fare numero, è importante che noi creiamo un esercito compatto di persone che vanno avanti verso la stessa direzione. La stessa direzione è l'uguaglianza di diritti per tutti, per tutte. Grazie. I Fridays for Future. Ciao, oggi siamo qui, siamo il movimento di Fridays for Future, io sono Luca. E io sono Laura. Allora, prima di iniziare il nostro intervento, noi e Caminera Noa dobbiamo prendere le distanze dal Partito Democratico che ha avuto la sfacciataggine di presentarsi a questa piazza nonostante le sue gravi responsabilità nel trattamento disumano delle persone migranti, nella distruzione della sanità pubblica, nelle politiche distruttive dell'ambiente e del clima e nel suo appoggio al massacro del popolo palestinese da parte di Israele. Oggi siamo in questa manifestazione contro l'omo-lesbo-bi-transfobia. Dobbiamo e vogliamo mostrare il nostro supporto. Come il movimento ambientalista c'è una frase che non ci stancheremo mai di ripetere: non c'è giustizia climatica senza giustizia sociale. Volevamo citare una bella frase di Chico Mendes che ci aiuta a riassumere il significato della nostra partecipazione. Mendes diceva: l'ambientalismo senza lotta di classe è giardinaggio. Aveva ragione, ma questa frase non è solamente illuminante, ci dà anche modo di capire quali sono e se esistono i rapporti gerarchici tra le varie lotte politiche. Se ora provassimo a manipolare i termini citati da Mendes e ci divertissimo a invertire a nostro piacere termini come lotta di classe, transfemminismo, lotta LGBTQ, ambientalismo, otterremo lo scardinamento di qualsiasi gerarchia tra le lotte e le militanze. L'ambientalismo senza transfemminismo è giardinaggio, l'ambientalismo senza lotta LGBTQIA+, è giardinaggio.
Se infatti rimuoviamo le rivendicazioni anticapitaliste dall'ambientalismo, otteniamo solo una lotta di facciata. Allo stesso modo, eliminando la lotta LGBTQA+, dall'ambientalismo non ci rimane che il riproporsi di dinamiche oppressive all'interno di un percorso che dovrebbe essere liberatorio e empoderante. Il movimento ambientalista deve ancora lavorare tanto per interiorizzare l'intersezionalità, diventare antirazzista, decoloniale, transfemminista, antiabilista e di classe. Qualsiasi movimento politico che nasca in una società più eteropatriarcale, borghese, abilista e razzista, a meno che non nasca con l'esplicita volontà di ribaltare la norma, è naturalmente portato a riprodurre al suo interno comportamenti escludenti e oppressivi. Gli attivisti e le attiviste non possono far finta che tutte le persone si approccino in modo uguale alla politica, prescindendo dai loro ruoli sociali. Ad esempio, in un sistema capitalista chi è povero non ha accesso libero e sicuro alla maggior parte degli spazi. In un sistema patriarcale le donne non hanno accesso libero e sicuro alla maggior parte degli spazi. In un sistema cis-eteronormativo le persone non cis-eteronormate non hanno accesso libero e sicuro alla maggior parte degli spazi sociali e quindi dei movimenti. Questo cosa comporta? Comporta che le persone ambientaliste privilegiate debbano capire che se dalla loro prospettiva può sembrare facile e innocuo inserirsi in un nuovo percorso politico, per molte persone che non hanno la fortuna di sentirsi accettate e rispettate incondizionatamente può non essere altrettanto facile e scontato. Le persone LGBTQA+, troppo spesso sono costrette ad affrontare, oltre al carico mentale della militanza politica, il carico mentale delle micro e macroaggressioni da parte di chi dovrebbe essere il loro compagno o compagna. L'energia delle persone transfemministe, delle donne, delle persone LGBTQA+, delle persone oppresse dal patriarcato non possono essere consumate da chi dovrebbe essere il loro alleato nei percorsi di lotta. Passo la parola a Laura, grazie a tutte e a tutti. Mi sentite? Io mi sento di far parte di qualcosa, del mondo, delle persone. Io sono una persona, non sono quella degli altri. Tu sei differente da me e io da te. Io sono differente da me. Sono stata bambina, avevo un corpo, un pensiero diverso da adesso. Non riconosco più quello che sono stata. Non ho paura di andare avanti e di scordarmi come sono ora. Ho paura di non accettare quello che sarò. Come io sono diversa da me stessa, anche gli altri sono diversi da se stessi. Noi nasciamo e moriamo ogni giorno. Ogni giorno non sono più ciò che ero ieri. Questo non mi deve far paura. Ti fanno pensare che tu devi essere uguale agli altri, che ti devi conformare, ma non puoi, perché sei solo tu. E anche gli altri sono solo se stessi. Non c'è nessuno che sia uguale ad un altro. La cosiddetta normalità è semplicemente un costrutto che le nostre fragili menti costruiscono perché hanno troppa paura di se stessi e di cosa possono essere o diventare. Fa troppa paura cercare di conoscersi. A volte però ci dimentichiamo di una cosa. Noi nasciamo e moriamo soli. L'unica persona con cui resteremo per tutta la vita siamo solo noi. Questo significa che non possiamo, non abbiamo il tempo per poterci odiare o avere queste paure. Ognuno di noi, nella sua essenza, è fatto a suo modo e si deve accettare e ha il diritto di essere accettato, così com'è, perché non potrà mai essere diverso. Tutti hanno il diritto di vivere la propria vita e di vivere la propria vita liberamente. La mia libertà finisce nel momento in cui viola la tua e nell'essere se stessi non si viola nessuna libertà. Nessuno ci deve discriminare, nessuno ci deve picchiare e nessuno ci deve uccidere per ciò che siamo. Questa non è libertà, questa è oppressione e tirannia. La verità è che la nostra normalità è essere diversi, tutti insieme. Grazie. Allora, sono su questo palco dall'inizio, come chi è qui dall'inizio ha potuto vedere. Volevo dire soltanto una cosa, io mi chiamo Camilla Soru e sono consigliera comunale del Comune di Cagliari, eletta nelle file del Partito Democratico. Il Partito Democratico non ha avuto la sfacciataggine di presentarsi su questa piazza. Il Partito Democratico, o perlomeno una parte del Partito Democratico, ha avuto la sfacciataggine di organizzarla, questa piazza, che è ben diversa.
Sì, grazie Camilla. Io sono qua per dire giusto 2 parole a nome del Partito Democratico della Sardegna. Credo che non sia secondario, non sia poco importante il fatto della presenza, dell'organizzazione, dell'impegno da parte di chi dentro un partito lotta ogni giorno e si impegna per andare verso una direzione che è la direzione che oggi tutti abbiamo descritto, di cui tutti abbiamo parlato. E credo che il Partito Democratico nelle prossime settimane abbia una grandissima responsabilità. I nostri parlamentari, i senatori del Partito Democratico, sono chiamati a un impegno di coerenza, di serietà nell'approvare questa legge così com'è. E dentro il partito devono avere il sostegno di quanti chiedono di approvare subito la legge Zan così com'è. Sì! Santo Dio, Partito Democratico, unisci! Vai verso quella direzione! Sì! E dentro il Partito Democratico, come tanti di voi sanno, come sapete, ci sono tante posizioni diverse, ma credo che se vogliamo andare verso quella direzione di uguaglianza, di un mondo migliore, più giusto, serve, sia necessario che i nemici di questa legge li guardiamo in faccia, tutte le persone che oggi con una scusa o con l'altra scusa vogliono non approvare questa legge, riconosciamo i nostri nemici, ci guardiamo in faccia e capiamo che noi siamo dalla stessa parte, che noi vogliamo andare da quella parte, e riconoscendoci, ritrovandoci in piazza, rimettendoci uno a fianco all'altro, decidiamo di camminare insieme in una direzione, convinti che una cosa che ho imparato io in questi 10 anni in cui faccio attività politica, oggi mi trovo a essere vicepresidente del Consiglio Comunale di Cagliari e sono felice che Cagliari oggi ospiti questa manifestazione. Credo che una cosa importante che ho capito, non imparato, ho capito, è che in politica l'ottimo è il nemico del bene. Troppe volte, quando si guarda troppo in fondo e pensiamo di voler arrivare subito all'ottimo, rischiamo di perdere tutto. Oggi abbiamo l'occasione per fare un passo verso il bene. Siamo uniti, non dividiamoci in questo, diamo un supporto in ogni modo a chi ha la responsabilità di portare a casa questo risultato che è per oggi, e non è un risultato di arrivo, ma è un inizio, perché quello a cui dobbiamo arrivare è il matrimonio ugualitario, è combattere le terapie di riparazione, sono tutti quell'elenco di impegni che sono la base della giornata di oggi, di cui abbiamo parlato oggi. E se il Partito Democratico della Sardegna ha deciso di aderire a una manifestazione come quella di oggi, vuol dire che sono impegni che possiamo assumerci e ci prendiamo la responsabilità di assumere. Basta, grazie davvero a chi ha organizzato e a tutte le parole che sono venute dalle 6 fino a oggi, perché tutte sono state arricchire. Grazie. Ora un saluto da parte di Giulia Sardegna. Ciao a tutti e a tutte, io sono Serena Schiffini, sono qua come Giulia Sardegna. Giulia è un'associazione di giornaliste nazionale, ha una sezione anche sarda. Stasera più volte si è parlato di come vengono usate le parole, si è parlato di stereotipi e si è parlato soprattutto della responsabilità che i media hanno nel non saper raccontare le vite delle persone, gli orientamenti sessuali e le identità sessuali. Giulia ci sta provando perché è nata come associazione che nel 2011 voleva occuparsi di parità di genere, di linguaggio di genere, soprattutto orientato verso il ruolo delle donne nella società, ma poi si è resa conto che qualunque tipo di discriminazione va affrontata tutta insieme, altrimenti non si arriva da nessuna parte. Quindi noi abbiamo avviato delle collaborazioni perché i giornalisti spesso le parole non le conoscono, non le sanno usare, non conoscono certi mondi, per cui abbiamo bisogno di aiuto e l'aiuto ci può arrivare solo da chi vive questa realtà, vive la discriminazione, sa consigliarci quali sono le parole del rispetto. Soprattutto abbiamo fatto diversi corsi rivolti alle scuole, abbiamo proposto il primo corso all'ordine dei giornalisti proprio sulle identità di genere, sull'uso insomma
delle parole quando si raccontano le vite delle persone. Quindi noi siamo disponibili a collaborare con chi volesse, insomma, dialogare con noi, e grazie e buon lavoro a tutti. È il momento dei sentinelli di Cagliari. E si prepari poi il manifesto sardo e ARC. Ciao, buonasera. È stato già detto tutto, quindi spiego 35 secondi più o meno. Noi siamo i Sentinelli di Cagliari. Facciamo parte di un movimento informale che è nato a Milano per opporsi alle sentinelle in piedi, non so se le conoscete. Così? Sente? Le sentinelle in piedi, quelle che fanno finta di leggere un libro per un'ora, stanno sempre sulla stessa pagina, insomma. Comunque il nostro movimento nasce per opporci a qualsiasi tipo di sopruso, di discriminazione, e soprattutto tutto quello che riguarda il body shaming, il razzismo e quello che crea odio nella società. A proposito di odio nella società, faccio un brevissimo spunto di riflessione rispetto a quello che è la questione della legge Zan. Noi ci troviamo di fronte a una politica che non è assolutamente in grado di approvare una legge che sia un argine contro la violenza contro le persone, qualsiasi tipo sia questa persona. E questo è allucinante, perché la politica si trincera sul fatto che parlare di diritti delle persone sia divisivo. E che cacchio di parola è? Divisivo sui diritti non si è mai sentito. E questo è allucinante. I diritti sono unitari, ce lo dice la Costituzione, ce lo dice da sempre, sono molti per questo. Io penso che tra l'altro la cosa più assurda è che il contraltare, cioè le discussioni che si oppongono è oddio ci levano la libertà di parola, oddio ci mettono un bavaglio. Ma che cosa c'entra la libertà di espressione rispetto all'incitamento alla violenza? Non c'entra niente, sono due cose diverse, lo sanno benissimo che sono due cose diverse. Poi è vero che questa legge non è perfetta, che questa legge deve essere cambiata in alcune parti, sicuramente, però per poterlo fare merita una discussione alta. E quello che manca alla nostra politica è una discussione alta. Non c'è gente che è in grado di fare una discussione alta su temi così importanti come i diritti delle persone. Noi abbiamo Salvini, abbiamo Tajani, abbiamo Pillon e abbiamo Giorgia Meloni. Cioè, è una cosa vergognosa, cioè quella che gli chiedono che cos'è cioè, il DDL Zan, che cos'è? Ci porta il gender nelle scuole. Che cos'è il gender? Non lo so. E lei si è messa male, perché tu sarai cattolica, apostolica, romana, ma sei confusa, molto confusa. Quindi questo è il livello con cui ci dobbiamo confrontare. Per cui quello che alla fine dei conti, come i Sentinelli, che ripeto, non siamo un partito, siamo un movimento che è un po' in tutta Italia, è informale, quello che vi chiediamo è di fare rete. Sono molti giovani qua, che bello passare il testimone, io ho 50 anni, sono stanca, che bello vedervi qua. Ed è pazzesca, finisco, faccio la chiosa così, cioè, la cosa pazzesca è che queste persone che parlano appunto di libertà ci impongono la loro morale, ci dicono come dobbiamo nascere, chi dobbiamo amare e come dobbiamo morire. Se pensiamo alla legge sull'eutanasia, no? Quindi non perdiamoci di vista, cerchiamo di fare rete, di non fare mai un passo indietro di fronte a un sopruso, mai, in qualsiasi posto questo si verifichi. Pace, saluto. Ok, ci dovrebbe essere ARC, un saluto velocissimo da parte di ARC, che sono i nostri più grandi
come si può dire, i nostri fratelli maggiori che ci hanno dato una mano in questi anni, e che quello che è stato fatto in Sardegna è stato fatto grazie a loro e grazie al mostro di Sassari. Io devo solo ringraziare, non devo dire niente, devo solo dire grazie a questa possibilità intanto di salutarvi. Alca ha sempre avuto nella pluralità diciamo una sua forza. Oggi vedo una piazza con tante pluralità e quindi niente, sono molto contento che ci sia tanta pluralità, una bella piazza, anche se le persone residue non sono tantissime rispetto all'inizio, ma lo capisco perché c'è anche molto vento. Grazie a tutte e a tutti per essere qua, non perdiamoci di vista. Ho finito, grazie. Ok, il manifesto sardo. Roberto Loddo, ci sei? Non ci sei? Sì, sta arrivando. Ok, ecco Roberto Loddo del manifesto sardo. Grazie. Perché la redazione del Manifesto Sardo ha aderito all'appello delle froce alla riscossa? Perché pensiamo che fare informazione in maniera corretta non sia compatibile con la tendenza di un certo giornalismo fatto di piccoli uomini che cercano di costruire con tentativi goffi e maldestri una realtà distorta. Uomini reazionari, violenti e omofobi che costruiscono una realtà distorta su ogni battaglia che cerca di guadagnare terreno per la trasformazione della società. Abbiamo aderito perché le parole sono importanti e perché pensiamo che chi fa informazione ha un ruolo importante e può fare la differenza nel difendere le parole che garantiscono a tutte le persone uguali possibilità di felicità e di autodeterminazione. Abbiamo aderito perché pensiamo che se scriviamo di omo, lesbo, bitransfobia e misoginia non possiamo farlo a colpi di tweet, di slogan, di post istantanei che servono solo ad avere like e followers in più. Non ci frega nulla di conquistare un like in più, perché se dobbiamo spiegare perché è nato il DDL Zan non possiamo non scrivere, non possiamo non dire una cosa difficile da dire e da scrivere, e su questo ha ragione Federico Zappino, l'autore di Comunismo Queer. Il DDL Zan è importante perché chi opprime materialmente le minoranze di genere e sessuali sono gli uomini eterosessuali e sono gli stessi uomini eterosessuali sorretti da leggi fatte a loro immagine e somiglianza. Abbiamo aderito con entusiasmo perché pensiamo che questa giornata sia l'occasione giusta che stavamo aspettando, una possibilità di liberazione. Questa è la giornata in cui le vittime dell'odio, dell'omofobia e della bifobia e della transfobia di tutto il mondo oggi non devono essere più considerate vittime, ma possono essere soggetti politici. Non vogliamo considerare le persone LGBTI vittime, ma vogliamo che siano i soggetti politici della loro stessa liberazione e della nostra, perché il conflitto di genere non è una categoria isolata, ma è un conflitto interconnesso con altri conflitti sociali che riguardano la vita di tutte le persone. Conflitti sociali come l'antirazzismo, l'antiliberismo, l'ecologismo, la messa al bando dei conflitti e il rispetto dell'autodeterminazione dei popoli, perché non c'è nessuna incompatibilità nell'essere qui oggi a sostenere questa tematica e nel sostenere domani le sorelle e i nostri fratelli in Palestina. Per questo abbiamo aderito, perché siamo persone stanche delle narrazioni retoriche e insopportabili sulla violenza delle vittime che rimangono solo
vittime. Noi non vogliamo solo rispetto, non vogliamo solo che smettano di picchiarci, vogliamo anche conquistare i diritti civili e vogliamo più potere. Grazie. Un grazie particolare al Manifesto Sardo che ci sta facendo la diretta da quando abbiamo iniziato, in modo tale che tutti e tutte e tutti potessero vedere. Ora diamo la parola a Iole che ci ha chiesto di poter esprimersi, di poter dire qualcosa. Salve a tutte, sono Iole e sono socia di Rete Unica, come Francesco, il ragazzo che ha parlato all'inizio. Così. Scusate, dicevo, sono Iole e sono anche io come Francesco, il ragazzo che ha parlato prima, socia di Rete Unica. Ho deciso di chiedere la parola oggi perché vorrei sollevare una causa che mi sta molto a cuore e questa causa è la differenza di genere. Di differenza di genere se ne parla tanto, ma secondo alcune sarebbe un qualcosa da lasciarsi alle spalle, qualcosa di superato, perché parlarne sarebbe il giusto modo per alimentarla, invece non è affatto così. Parlarne è l'unico modo che abbiamo per veramente sconfiggerla. Ora come ora abbiamo la possibilità di prendere atto di questa differenza di genere tutti i giorni. Quando usciamo per strada tra le persone, ma anche quando siamo davanti alla televisione. A questo proposito mi viene in mente un monologo che ha portato avanti Paola Cortellesi qualche mese fa, qualche anno fa probabilmente. Lei parla di differenza di genere e lo fa parlando di linguaggio. Infatti il monologo si chiama Solo parole. E lei ci dice come sono peggio. Paola Cortellesi in questo monologo ci fa capire come il linguaggio abbia un'importanza determinante in tutto questo. Infatti propone una serie di parole, una serie di espressioni che, se declinate al femminile, assumono un significato completamente diverso. Pensiamo all'espressione buon uomo e pensiamo all'espressione buona donna. Pensiamo all'espressione gatto morto e pensiamo all'espressione gatta morta. Oppure uno zoccolo o una zoccola. Se ci pensate in un modo o nell'altro, il significato è sempre lo stesso, richiama sempre ancora una volta al mondo della prostituzione. Ed è questo che dobbiamo combattere. Provate ad aprire un qualunque libro, di un qualunque ambito, un libro universitario, vi accorgerete che sarà scritto sempre e comunque solo al maschile. La maggior parte delle persone, la maggior parte anche delle insegnanti nelle università, salvo casi veramente rari, si rivolge alle persone dicendo ragazzi, dicendo tutti, e questo è sbagliato perché va a escludere una grande componente che è quella femminile, che è importante che emerga, è importante che esista. Per questo credo che il linguaggio abbia un'importanza molto rilevante, abbia un potere escludente molto importante, e attraverso la conoscenza e non attraverso il silenzio, girandoci dall'altra parte, no, attraverso la conoscenza, la consapevolezza, possiamo combattere questo. Non so se qualcuna di voi si sarà chiesta dove sia finito il maschile durante questo mio discorso, e vi dico che è finito laddove finisce il femminile nella stragrande maggioranza delle situazioni.
e vi ringrazio per l'attenzione. Lisi. Ok, diamo la parola a Giulia e l'ultimo intervento. Vi ringraziamo tutti, tutte per la partecipazione e grazie a chi è rimasto fino alla fine. Per chi c'è ancora lì c'è un piccolo banchetto, se volete lasciare l'offerta, comprare dei piccoli gadget, fatelo pure perché andranno a sostenere delle iniziative future e ci sono le Baccagai Rainbow di Claviaro che andranno a finanziare il Pride. Allora, siccome ho 2 minuti di microfono e poi parlerò senza, ci proverò. Cioè, ho sprecato la mia voce in 10 giorni, penso che tanti di voi l'abbiano visto. Allora, Friday for Future, numero 1, le avete viste le croci per terra? Le avete tolte? Io credo di no. Uno, e ci tengo perché sto facendo un percorso antispecista, non sono arrivata alla fine perché vorrei non mangiare animali e rimango ancora. Non mangiare animali potrebbe essere una salvezza per il nostro mondo, quindi cominciamo a partire da quello e non a chiedere di togliere dalla piazza un partito la cui persona ci chiede di venire in piazza. Cioè, Alessandro Zan ci chiede di venire in piazza, anche Alessandra Maiorino, anche Monica Cirunnà ci chiedono di venire in piazza. Non rompete il cazzo! Cioè, il PD è spaccato, avete ragione sul fatto che una parte del PD abbia determinate cose. Comunque uniamoci e combattiamo contro determinate cose in cui partecipa anche il PD. In realtà è il governo italiano che finanzia determinate situazioni. Quindi innanzitutto fate un'elaborazione politica, cercate di capire contro cosa state lottando, non combattete contro una banda con una scritta che c'è scritto PD. Io non sono del PD, io non partecipo al PD. Però cioè, non potete prendervela con un partito perché una persona del partito ha fatto cose. Cioè, fate un'elaborazione politica, consultatevi, cercate di capire, cercate di capirvi con persone che vi stanno attorno. Io vi amo, cercate di amarci e di amarvi e cercate di creare un'elaborazione politica, santi Dio. E adesso continuiamo così. Che bello vedervi, raga! È bellissimo! Allora, vi porto un paio di notizie dal coordinamento nazionale LGBTQIA+. Raga, il movimento transfemminista ha preso il posto, ha preso la parola. Siamo noi a governare, siamo noi, voi seduti, voi in piedi qua attorno, siamo noi ad avere parola. Yeah! È bellissimo! Parliamo, finalmente parliamo! Siamo noi a parlare insieme alle istituzioni che ci chiedono di lavorare, e vorrei dirlo a parole maiuscole, insieme! Insieme! Raga, nelle piazze qualcuno mi ha visto, ho chiesto a voi di alzarvi, di lavorare, di fare elaborazioni politiche. Ora le stiamo facendo. Ora finalmente lavoriamo, scambiamo idee, facciamo cose. E vi mando un messaggio, se ci riesco. Me l'ha mandato personalmente Alessandra Maiorino. Aspetta che apro. Raga, me l'ho comprato il cellulare nuovo.
Già un ragazzo dei Sentinelli me l'ha buttato a terra, mischino. Non sanno cosa si perdono quelli che osteggiano questa legge, a non abbracciare questa piazza, a non le tante piazze d'Italia dove la natura umana